Ancora isole, rive su cui approdare, porti da visitare, genti da conoscere. Il Mediterraneo, visto da tempi e luoghi differenti, ci permette di seguire un racconto il cui movimento è incessante. Seguiremo marinai, pescatori, migranti antichi e moderni che ci consentiranno di seguire rotte che dal passato ci conducono al nostro presente e cercheremo di capire cosa rimane di tutto ciò nel nostro agire contemporaneo. A partire dal Medioevo, su numerosi litorali del Mediterraneo iniziano a fare la loro comparsa numerose torri di avvistamento, di difesa o di offesa all'occorrenza, utili a prevenire o a contrastare pericoli o possibili incursioni provenienti dal mare, portate in alcuni casi dai Saraceni. I Saraceni, appunto, nel corso della storia mediterranea si è spesso parlato del loro arrivo. Saraceni, arabi, mori, musulmani, islamici. Ma cosa sappiamo esattamente di loro? Chi erano queste genti? Si tratta di un'unica popolazione oppure erano gruppi umani differenti? E poi da dove arrivano e perché si spostano, espandendosi e portando terrore ed incertezza, ma anche tante conoscenze, tecnologie, arte, cultura, tanto che da quel momento in poi il Mediterraneo non sarà mai più come prima del loro arrivo. Ecco cosa ci ha raccontato Amedeo Feniello. Il punto è che quando i Saraceni, quelli che noi generalmente chiamiamo i Saraceni, cominciano a toccare le coste italiane, ciò avviene prevalentemente, anche se ci sono degli episodi precedenti, anche notevoli, che riguardano anche la Sardegna, intorno al IX secolo. Sono successivi alla conquista siciliana, che comincia intorno all'826-827 d.C. e si protrae per circa un po' meno di un secolo, un'ottantina d'anni. La cosa interessante è chi sono i protagonisti di questa vicenda, perché l'Islam da subito ha un carattere globale, diciamo dall'indomani delle conquiste che partono con Maometto e poi si espandono con i cosiddetti califfi ben guidati e si va avanti con una dinamica rapidissima, di conquista rapidissima di territori che vanno più o meno dal centro dell'Asia fino alla Spagna. Quindi i protagonisti di queste conquiste, i protagonisti di questi raid che interessano il Mediterraneo e che noi generalmente identifichiamo col nome di arabi, sono in realtà gli esponenti di un mondo molto più composito, molto più ampio. Bisogna immaginare berberi del Nord Africa, che so, spagnoli, egiziani, gente proveniente da altre zone, anche per quanto riguarda l'invasione stessa della Sicilia. E c'è una partecipazione corale di gente che viene da diversi ambiti di questo grande spazio globale islamico. Poi noi per identificarli usiamo, o veramente si usavano termini variegati. Quello più comune usato è Saraceni. È un termine comune, forse che deriva dal termine Saraca, che significa essere truffaldini, essere dei briganti, insomma, però questa è un'ipotesi. Venivano usati altri termini di carattere più dispregiativo, tipo gli Ismailiti, dalla figura di Ismail, che era diciamo l'esponente anche all'interno dell'Antico Testamento del politeismo, oppure il termine punici nel caso per esempio del grande assalto a Roma negli anni 40 dell'Ottocento, quando c'è questo sbarco e questo raid che arriva alla periferia di Roma e quasi sembrò che la città santa potesse cadere nelle mani musulmane, e siccome queste persone venivano verosimilmente dal Nord Africa,
alcuni cronisti usarono un termine legato alla tradizione classica, cioè quello di punici. E così ci si poteva, insomma, riconoscere rievocando un mito. Insomma, tutta questa terminologia però sta ad indicare un gruppo composito che fa parte di un Islam globale. Un Islam globale, come dicevo prima, ha confini talmente ampi e transcontinentali, perché già per esempio in epoca califfale, nell'epoca abbaside, che è stata la grande epoca della grande capitale Baghdad, e praticamente il tessuto dell'Islam andava da Kabul fino a Cordova in Spagna. Lo spazio europeo è uno spazio sulla difensiva, marginale, periferico, rispetto a un ambito che era molto molto più sviluppato da un punto di vista economico, commerciale, culturale, di strutture urbane, di strutture di mercato, di scambi. Cioè la nostra prospettiva deve un po' perdere questa idea eurocentrica e cominciare invece a confrontarsi con paesaggi mondo, spazi mondo, che sono molto più grandi e più condizionanti nella storia del pianeta, come appunto l'Islam globale, che poi vive delle lacerazioni, vive delle fratture interne, però conserva una sua omogeneità unitaria che è data dalla lettura di un libro unico in arabo, e quindi questo è fusione per esempio di una cultura persiana con una grande circolazione di idee, di opere, di pensiero filosofico da un lato all'altro di questo mondo islamico, perché praticamente questa era la casa comune nella quale ci si riconosceva tutti quanti, di moschee fatte di madrasse, cioè di scuole coraniche, fatto di filosofi che parlavano la stessa lingua mia, e quindi io mi riconoscevo all'interno di questo ambito enorme che appunto andava dal centro Asia, dove c'era un crogiolo di città fondamentali di cui oggi si è persa assolutamente la memoria, Merv, Balkh e tante altre, che invece in questo periodo, diciamo prima del 1000 e anche nel periodo successivo, erano delle vere e proprie metropoli, quando in Europa città praticamente non ce n'erano. Nei fatti c'è stato soltanto qualche tentativo di conquistare i territori, chiamiamoli così, europei occidentali. Le nostre terre europee erano considerate dal mondo musulmano come delle terre povere, marginali, cioè c'era un quasi totale disinteresse verso questo mondo occidentale, che anzi veniva guardato con una sorta di riprovazione a causa dei costumi barbarici, nei modi di fare che erano stridenti rispetto ad una civiltà molto più avanzata e molto più sviluppata. E intorno, se non ricordo male, nel X secolo fanno un lungo viaggio e passano in Istria, passano sopra Venezia e scendono in pianura padana. Quando arrivano in pianura padana, loro rimangono scioccati, dicono: ma questa è la terra dei curdi, questa è gente che vive nelle capanne come gli uomini primitivi, ma che gente è? Questi sono barbari. Noi veniamo da una grande metropoli che è Baghdad, che all'epoca aveva forse 1 milione di abitanti, e come la mettiamo? Quindi non c'è un interesse diretto da parte, a mio avviso, da parte del mondo musulmano, se non nel creare delle enclave, nel creare degli avamposti. I Ribatat, uno importantissimo, fu creato nel Frassineto, insomma, sopra Aix-en-Provence in Francia, il famoso avamposto del Frassineto. Un altro era sul Garigliano. Probabilmente ce ne sono stati altri, ma su questo non c'è la certezza. Però non c'è mai stata una volontà di
occupazione, se non per la Sicilia, che diventa l'elemento più avanzato, più settentrionale di questa grande ecumene islamica. Praticamente la Sicilia è il punto più lontano di una grandissima, di un grandissimo spazio globale a matrice islamica. Il nostro modo di rapportarci con i luoghi, il nostro modo di viverli, ci conduce inevitabilmente a un rapporto che non è solo fisico. L'aspetto emotivo, o per meglio dire sentimentale, è un ingrediente importante di questo rapporto. A volte diviene così preponderante da creare quasi una realtà alternativa a quella fisica. Ecco, tutto ciò vale moltissimo e capita molto spesso per quanto riguarda il Mediterraneo. Il Mediterraneo diventa quasi un luogo dell'affetto nel quale si mischiano e si fondono e si incontrano le storie del passato, i racconti delle popolazioni che hanno navigato sulle sue acque, che hanno vissuto e che vivono lungo le sue sponde, i cibi, i sapori, i profumi, gli odori, la vegetazione. Tutto questo si fonde per creare un'alchimia speciale, un'alchimia al cui fascino è molto difficile sottrarsi. Ecco, per una volta abbiamo provato a lasciare, come dire, gli ormeggi della ragione e a farci trasportare lungo le rotte del sentimento con Alessandro Vanoli, che di viaggi sentimentali, anche di viaggi sentimentali e di viaggi del Mediterraneo, è un esperto. Il Mediterraneo lo sogniamo da tanto tempo e naturalmente, come tutti i sogni, lo sogniamo in maniera diversa, a seconda di chi stia sognando e a seconda dei periodi in cui questi sogni avvengono. Per quanto mi riguarda, anche solo semplicemente nell'arco di quello che è stato la mia vita lavorativa, perlomeno, devo ammettere che i sogni sono cambiati e con loro sono cambiate in realtà tante cose che circondano questo spazio. Proviamo a fare semplicemente una piccola storia di questi sogni. C'era una volta, ma non era una volta tanto lontana, per la verità, in cui quando sognavamo il Mediterraneo, bene o male, questo aveva dei toni piuttosto stereotipati. Le case bianche di calce, le barche azzurre, questa idea che quel mondo, in fondo romantico, perché era stato costruito nell'Ottocento, fosse di fatto eterno. Quando sognavamo così il Mediterraneo non sapevamo incidentalmente che questa forma avesse avuto una storia, e non era una storia antichissima, per la verità. Ce l'eravamo costruita attorno all'Ottocento, quando si erano cominciate a pensare le nazioni e quando si era cominciato a pensare che le radici delle nazioni fossero ancorate in quello spazio d'acqua, cioè in quel mondo dove erano fissate gli inizi della nostra civiltà, quella greca, quella latina, e quindi assieme alle case bianche e alle barche blu c'erano anche le colonne doriche, c'erano i templi, c'erano le vestigia di quel passato antichissimo che sembrava essere il punto di convergenza di tutta quella storia. Beh, era parecchio idealizzato quel Mediterraneo, è ovvio, naturalmente. Ci aiutarono a pensare che questo ideale fosse vero anche gli studi di tantissimi storici, tantissimi geografi che attorno all'8 e il Novecento cominciarono a ritirare fuori un'idea in realtà antichissima, cioè che l'uomo fosse legato all'ambiente, così legato da esserne determinato. La geografia umana che si insegnava nelle scuole di Parigi fondamentalmente diceva una cosa che aveva già detto Ippocrate e con lui Galeno, e che adesso aveva un nuovo significato, cioè guardando al Mediterraneo si poteva pensare che questo clima relativamente unitario determinasse uno spazio in tutte le sue costanti più antiche. Insomma, gli uomini erano fatti della stessa materia da quelle parti perché il clima di quelle parti era fondamentalmente unico. Questo ci raccontò Brodelli, aveva anche le sue buone ragioni per raccontarcelo, e aiutò moltissimo a pensare alla fine dei conti che questo spazio fosse davvero
un'unità, un qualcosa che ci appartenesse intimamente e che noi appartenessimo a lui. Quindi alla fine dei conti quelle case bianche, quelle barche azzurre che stavano diventando in realtà sempre più turistiche, cioè si cominciava a capire che era una buona idea veicolare quelle casette e dare l'idea che quel mondo fosse sul serio, fatto così da sempre, beh, questa idea di unità contribuì non poco a farci pensare questa cosa come un insieme coerente, ecco, mettiamola così. E così l'abbiamo sognato in realtà un po' tutti, in maniera più o meno avvertita, ma ci abbiamo dedicato un buon po' di emozioni a questo tipo di Mediterraneo. E poi poco alla volta questo sogno ha cominciato a incrinarsi un po'. Io confesso che da ragazzo tutto sommato ne ero abbastanza suggestionato. Forse ho cominciato a fare questo mestiere proprio per quello, perché mi piacevano le casette bianche e le barche blu. Non lo so, non lo saprei più dire in realtà, è passato troppo tempo. Ma sicuramente so che avevo un'idea romantica del Mediterraneo e poi avevo un'idea giovanile unita a quella romantica. E normalmente le idee giovanili sono idee estremamente altruiste, o almeno auspicabilmente altruiste, e sono spesso e volentieri anche fortemente mosse da ideologia. Cioè io ci credevo che il Mediterraneo fosse questo spazio di unità e questo spazio di mescolanza di popolazioni e culture, che è vero, naturalmente, però credevo nel fatto che bisognasse stimolare questo processo, stimolare questa idea, renderla ancora più vera di quella che io pensavo essere vera. E quindi ci misi tutte le energie che si potevano mettere quando hai 20 anni. E non me ne pento, naturalmente. Certo, naturalmente, tra l'ideale e la realtà c'è sempre un piccolo spostamento e poco alla volta te ne accorgi. Questo normalmente fa parte del crescere e altrettanto normalmente in questo caso fa anche parte dei cambiamenti della storia, perché sul Mediterraneo questo spostamento l'abbiamo visto nella maniera più impressionante. Cioè grossa parte di quella scommessa che ancora negli anni 90 pensavamo assolutamente reale, concreta, forte, e cioè bisogna puntare sul Mediterraneo, cominciò ad inclinarsi attorno agli anni 2000, cioè cominciamo a vederlo da un altro punto di vista, il terrorismo, il sangue, la crisi economica, tutte quelle cose che hanno lentamente logorato lo spazio mediterraneo e inevitabilmente con esso anche un po' i nostri sogni. Sono stati comunque gli anni in cui io forse ho scommesso di più sulla necessità di continuare a battere su quest'idea, non perché la credessi ancora vera in assoluto, cioè storicamente vera. Avevo già capito da un pezzo che era una grande costruzione, che il Mediterraneo nella storia era stato tantissime cose diverse. Era stato uno spazio di controllo politico coi romani, era stato uno spazio di scambi, era stato uno spazio che segnava una frontiera di guerra, e questo lo è stato molto spesso, è stato tante cose diverse. Sì, certo, questo mi era chiarissimo, però avevo altrettanto chiaro che in mezzo a tutto questo era stato uno spazio dove gli uomini e le donne avevano continuato a mescolarsi. Inevitabilmente, si potrebbe dire, perché quella dimensione relativamente ristretta e quella strana, fortunata o sfortunata, dipende dai punti di vista, coincidenza del destino geologico che fa del Mediterraneo il punto centrale tra tre masse continentali, insomma, questo aveva determinato la necessità che queste mescolanze avvenissero. Quindi qualcosa di vero c'era, come, altro che storie. Bisognava semplicemente continuare a ricordarlo. Ecco, questo mi sono detto. E negli anni successivi ho continuato a provare a ricordarlo cercando di raccontarlo più che di studiarlo. Lo avevo fatto, naturalmente. Ora mi sembrava il caso che fosse necessario raccontare queste cose, raccontare ad esempio queste mescolanze attraverso i casi singoli di grandi città, di grandi porti. Questo è stato il gioco che mi ha accompagnato per molti anni e che ancora consiglio come pratica di
di visione di questo spazio. Se uno ha voglia di scommettere un po' sullo spazio in cui si trova, beh, si metta lì, giri un po' per una città, la scelga anche a caso, basta che sia vicina al mare, aiuta, ecco, se è vicina al mare, scelga Palermo, scelga Cagliari, scelga Genova, scelga Trieste, vanno bene quasi tutte sostanzialmente, e cerchi le costanti che queste città portano con sé nella storia, cerchi i mercati, gli odori, i volti delle persone, inevitabilmente, le mescolanze reali, concrete che questi luoghi inevitabilmente portano con sé. È il motivo per cui a Platone piacevano così poco i porti, perché erano pieni di gente strana, e lui, che era un ateniese molto snob, odiava vedere i barbari. E la bellezza invece dei porti è che è piena di barbari da sempre. E la bellezza delle barbarie è che porta nel mondo, in quel mondo che li guarda un po' con uno sguardo dubbioso, perlomeno, porta nel mondo la mescolanza e dunque la novità. Dà a quel mondo la vita, sostanzialmente. Ecco la vera bellezza di vedere la barbarie. E quella barbarie, fortunatamente, nei porti è ancora presente. E si può girare con un certo grado di ottimismo, guardando davvero i volti delle persone e sentendone gli odori, quelle cose cioè molto mediterranee. E naturalmente è chiaro che sto facendo retorica in questo momento, è chiaro che non c'è un vero storico in quello che sto dicendo, anche se in grossa parte si può lavorare e scommettere anche su questo, e cioè cercare nelle carte, vedere quante volte queste mescolanze sono documentate, vedere quante merci, quante persone si scambiano per secoli, se non addirittura per millenni, in questi spazi. Ma non è tanto in questo caso il vero storico che mi interessa proprio il vero narrativo, cioè la prova concreta, quel senso banale dell'essere in mezzo a uno spazio che ti dice che a guardare verso l'orizzonte si può scommettere, perché quello spazio si moltiplica, perché quelle genti che vedi lì sono le stesse genti che stanno su altre coste e sono pronte ad arrivare anche sulla tua. In questo senso non c'è paura, c'è davvero l'idea della scommessa. Ecco, quel tipo di Mediterraneo ha continuato a piacermi molto, devo essere sincero, pur con tutte le fatiche e le complessità che questo presente ha portato con sé. C'è un'altra cosa che fa del Mediterraneo un buon punto di partenza, e cioè il fatto che i confini fortunatamente siano semplicemente ottici nei mari. C'è un orizzonte e sai che oltre quell'orizzonte c'è altro mare. È il bello dei mari in generale, dal mio punto di vista. Per quanto riguarda il Mediterraneo, è un buon modo per considerare quello spazio in prospettiva, e cioè per pensare che oltre il nostro orizzonte ci sono le rotte che portano più lontano. E questo è stato sempre così. Il Mediterraneo, dicevo adesso, spazio chiuso, in realtà si può guardare anche come spazio che potenzialmente ti proietta su un intero mondo. È sempre stato così, sull'Atlantico, sulle rotte dell'Asia, adesso ancora di più, è vero, perché in realtà quei container che vediamo arrivare sui nostri porti vengono da infinitamente lontano, e le genti che vediamo girare sui nostri porti questa volta vengono da infinitamente lontano. Qualsiasi nave che possa attraccare in un porto adesso può portare con sé persone, marinai e viaggiatori che arrivano da ovunque, potenzialmente dalla Cina, dall'America. E questa idea di un Mediterraneo allargato è l'altra parte di scommessa. E quindi in fondo, se questo racconto può sembrare forse appannato un po' dalle guerre, dalle crisi, dalla parola e dalle parole che del Mediterraneo dicevano un sogno antico, adesso sembrano invece molto, molto annacquate o molto prive di significato, beh, in realtà se questo può sembrare vero, io continuo a pensare invece che nelle persone, nelle cose, negli oggetti, nelle abitudini, ci sia la traccia, tanto per cominciare, di radici profonde. Questo per quanto mi riguarda è fuori discussione. Magari non continuità, ma radici profonde sicuramente sì. E soprattutto la traccia di una scommessa possibile.
Continuo a pensare cioè che questa posizione particolare, questo destino molto faticoso che il Mediterraneo porta con sé, sia in realtà una delle cose su cui si possa forse nel futuro scommettere di più. Non perché questa centralità geografica che gli davano gli antichi sia ancora vera, non lo è più da tanto tempo, ma proprio perché questa relativa piccola dimensione e questo suo essere proteso verso l'esterno e allo stesso tempo legato a grandi culture, grandi continenti, grandi civiltà, sia la chiave per poterci scommettere nel futuro prossimo, e cioè per poter pensare che il Mediterraneo come mescolanza di persone, di culture, di lingue abbia ancora qualcosa da dire, così come ha detto sino ad oggi, che noi ce ne accorgessimo o non ce ne accorgessimo, che forse pensarci specie tra specie all'interno di uno spazio d'acqua che di fatto continua ad essere la nostra radice più profonda, non dico che ci renderà degli uomini migliori, perché tendenzialmente questo nella storia non è mai avvenuto. La quota degli stupidi rimane sostanzialmente sempre la stessa, però sicuramente almeno ci permetterà di trovare un'ulteriore forza, un'ulteriore energia per continuare a raccontare, se non quando sarà necessario, a gridare la necessità di guardare al Mediterraneo come casa nostra. Durante questo affascinante viaggio vi abbiamo raccontato la storia di donne e uomini spinti sul Mediterraneo dalla sete di conoscenze, dal destino, da un desiderio o forse anche da una necessità mentale, oltre che fisica, di guardare oltre i propri orizzonti per capire cosa ci fosse al di là di quel mare. Forse un po' tutti quanti abbiamo vestito i panni di Odisseo, ne abbiamo immaginato le parole, i modi di agire, i modi di pensare. E allora, arrivati a questo punto del nostro percorso, forse è giusto chiederci se oltre la fascinazione non ci sia qualcos'altro che ci spinge a guardare così incantati alle storie di chi ha vissuto prima di noi. Perché questi mondi tecnicamente così lontani, così passati, ancora ci interessano? Perché permeano così tanto di sé ancora il nostro agire e la nostra quotidianità? In pratica, che cosa hanno ancora da raccontare gli antichi, i greci, i romani, a noi contemporanei abitatori di queste coste bagnate dal Mediterraneo? Lo abbiamo chiesto a Maurizio Bettini. Di cosa ci possono giovare i greci romani? Ci possono giovare, credo, da due punti di vista che sembrano opposti ma sono complementari. Da un lato perché gran parte della nostra cultura deriva da loro. Non si è mai smesso di leggere i libri scritti soprattutto dai romani, anche dopo, quando l'impero non esisteva più, si continuavano a leggere i libri che erano stati scritti all'epoca d'oro in cui esisteva questa entità politica. Questo è stato fatto nella tarda antichità, nel Medioevo, riesploso nel Rinascimento ed è continuato fino ad oggi. Ancora oggi noi in Italia abbiamo dei licei classici in cui si leggono, si studiano queste cose. Questo per il greco è avvenuto meno perché c'è stata una fase di interruzione nella fase medievale, diciamo, in cui i testi greci o non si sono letti o si sono letti solo in poche aree, non certo con la massiccia presenza di lettura dei testi scritti in latino. Poi però con la caduta di Costantinopoli il greco è tornato potentemente a riaffacciarsi. Molto della cultura greca era poi filtrata attraverso la cultura romana, che è una cultura, non lo dimentichiamo mai, che nasce per traduzione, nasce traducendo. La cultura a Roma, la cultura scritta, nasce al momento in cui si comincia a tradurre, si cominciano a tradurre delle tragedie, si cominciano greche, delle commedie greche, un poema epico importantissimo, l'Odissea. La cultura classica
e qui parlo in generale, fa parte del midollo della nostra cultura. Noi l'abbiamo sempre avuta dentro, abbiamo continuato a studiare. Chiunque volesse diventare notaio, medico, capitano di ventura, voleva fare un po' voleva essere una persona un po' civile, un po' colta, aveva studiato il latino. E questo ha durato nei secoli. Ecco, questo ha fatto sì che noi non abbiamo mai abbandonato questo mondo culturale, ci è rimasto dentro e con le parole, con la lingua, con la conoscenza dei testi, ci sono i modelli culturali, i modi di pensare che ci venivano da questa cultura che sono entrati dentro di noi. E quindi in qualche modo noi ci identifichiamo con questo nostro passato culturale, semplicemente perché lo abbiamo dentro, ed è bello pensare che sono, come dire, eredi della Grecia e di Roma anche quelli che non lo sanno, anche quelli che non vorrebbero esserlo. Non ne possono fare a meno perché la lingua parla dentro di loro comunque, e la lingua che noi parliamo, cioè l'italiano, in fondo altro non è che una forma molto scorretta di latino, che ha abolito i casi, che ha introdotto delle innovazioni, ma di fondo noi continuiamo, cioè il latino è ancora ben vivo, non è una lingua morta, solo modificato nel corso del tempo, come sempre avviene. Quindi questo è il primo motivo per cui a noi greci e romani, come dire, ci sono utili, no? Conoscerli, perché fanno parte di noi, della nostra cultura. Un altro motivo, un po' più raffinato, ma, come dire, per me altrettanto importante, e che andrebbe enfatizzato di più nell'insegnamento di queste materie, di queste discipline, e anche in generale nella lettura, nella conoscenza di queste discipline, è il fatto che questo mondo che ci portiamo dentro è anche un mondo profondamente diverso da noi. Hanno delle enormi somiglianze con noi, perché, ripeto, abbiamo continuato grosso modo sulla loro linea, però contemporaneamente, per esempio, è una società, è una cultura che si fondava senza colpo ferire sulla schiavitù. Questa è una cosa che per noi è inaccettabile, è orribile, ma pure non si è mai levata una voce, contro la schiavitù nel mondo antico. Nemmeno Seneca, nella famosa lettera, quando dice servi sunt imo homines, sì, sono servi per uomini, però lui non dice quindi liberiamoli tutti, lui ne aveva migliaia, non era un abolizionista, dice trattiamoli un po' meglio. Persino il cristianesimo accetta senza colpo ferire la schiavitù, Agostino la giustifica, trova delle motivazioni teologiche per motivare la schiavitù. Insomma, la schiavitù fa parte del midollo di quel mondo, così come fa parte nel midollo di quella cultura l'idea che c'è uno squilibrio enorme fra uomo e donna, l'idea che c'è uno squilibrio enorme fra chi è cittadino e chi non lo è. Insomma, le diversità sociali sono tante, come pure sono tante le diversità che non implicano degli aspetti necessariamente negativi, ma che semplicemente sono un diverso modo di organizzare il mondo. Per esempio, un diverso modo di pensare l'amore, un diverso modo di pensare e organizzare la famiglia, un diverso modo di rapportarsi con la religione. Il fatto che il cristianesimo abbia cancellato completamente la religione pagana perché era una controreligione il cristianesimo, cioè si doveva imporre il suo Dio unico e vero su tutti gli altri, quindi li ha ridotti o a demoni o a fantocci o comunque divinità che non dovevano essere adorate. Ha fatto sì che tutta la componente religiosa del mondo antico sia stata messa in ombra o ridotta a mitologia. No? Quando noi pensiamo a Jupiter, a Hera, oppure a Mercurius, a Hermes, noi pensiamo che sono personaggi mitologici. Ci dimentichiamo che questi erano divinità a tutti gli effetti, che avevano culti importantissimi, che proteggevano città, che avevano sacerdoti, che organizzavano la vita civile e sociale, che erano modi per rappresentare la realtà e interagire con la realtà. Insomma, la religione antica era una religione a tutti gli effetti, che anzi aveva
rispetto a quelle che sono venute dopo alcune innegabili superiorità, vantaggi. Per esempio il fatto che consideravano divinità a buon diritto tutte le divinità altrui. Non dicevano le divinità degli altri, le divinità, che ne so, il Pater Sardus, oppure Wotan, oppure le divinità degli egizi sono dei fantocci e dei falsi dei. No, le ritenevano divinità a tutti gli effetti. Tant'è vero che se volevano, potevano importare questi culti nella loro religione, nella città, così come hanno fatto prima con Asclepio, poi con la Magna Mater, poi in seguito l'hanno fatto con Iside, poi l'hanno fatto con Sabazio, poi è venuto il tempo di Mitra e Bellona, cioè sono tantissime le divinità che sono penetrate nella religione romana. Alcune di esse venivano addirittura riconosciute tra gli dei della città, come Asclepio greco o Magna Mater, Mater Magna nell'Asia Minore. Altre non avevano questo ruolo, però erano liberamente venerabili, ricevevano sacrifici e nessuno si sognava di impedirlo. Addirittura si poteva in questo tipo di religione identificare una divinità del mio pantheon con una divinità straniera. Per esempio potevo dire non solo che Jupiter è la stessa cosa di Zeus, ma potevo dire che Mercurius, il mio Mercurius, è la stessa cosa di Wotan, che i Galli, appunto, per esempio, adorano di preferenza Mercurius, però adorano anche un'altra divinità. Cioè, procedendo a queste identificazioni, no? Si chiamano interpretazioni. Questo naturalmente è cosa impensabile nelle religioni monoteistiche, in cui ancora ci si accapiglia, ci si uccide purtroppo per affermare il proprio Dio sull'altro. Ecco, quindi come si vede, queste grandi diversità culturali, quella religiosa secondo me è la più visibile, la più importante, anche per le tracce che ha lasciato a dispetto della cancellazione che i cristiani hanno fatto di tutto il passato religioso antico. Ecco, queste grandi diversità ci possano, e qui concludo il mio discorso, ci possano aiutare a pensare, che è la cosa più importante che l'essere umano possa fare. Ora, per pensare però, bisogna avere lo stimolo del diverso, bisogna poter mettere in comparazione se stessi e gli altri, bisogna vedere, come diceva Montaigne, che esistono 1000 diverse maniere di vita, non una sola. Ecco, gli antichi ci permettono di vedere le altre possibili maniere di vita e ce lo permettono più facilmente perché li conosciamo. Certo, potremmo fare la stessa cosa con, magari la facessimo, con la Cina, con le popolazioni africane, però lì gli ostacoli sarebbero molto maggiori perché la vicinanza, quella che si chiama l'intimità culturale, no? Dicono gli antropologi, cultural intimacy. La cultural intimacy con queste culture è poca, c'è la lingua che si frappone tra noi e loro, mentre con i greci e con i romani questo, dato che le lingue le conosciamo, sono più vicine, è più facile entrare in contatto con loro. Entrare in contatto con loro appunto per scoprire quanto sono uguali, ma nello stesso tempo quanto sono diversi. Ecco, questa palestra, questo gioco fra identità e alterità, credo che sia il dono maggiore che la conoscenza delle culture antiche può farci. Racchiusi nel passato e galleggianti sul mare del tempo, si cristallizzano i nostri ricordi, che sono costituiti da miti, tradizioni, usi, costumi, popoli, apparentemente anche molto distanti da noi. Ma come si può raccontare il passato e perché è importante farlo? Quali sono le tendenze del cinema e del documentario archeologico? Chi fa documentario e cinema si pone il problema che sta veicolando un messaggio e un'interpretazione della realtà? Ne abbiamo parlato con Alessandra Cilio.
Io ho più di 40 anni e ricordo che quando frequentavo le scuole elementari, le medie e le superiori, tutti i professori e gli insegnanti mi dicevano che il passato era importante e che la storia, da quella antica a quella contemporanea, andava sempre studiata, quindi andava conosciuta. Però nessuno mi aveva mai detto che il passato si poteva raccontare. Studiare e raccontare implicano, in entrambi i casi, il fatto che si impara qualcosa, si viene a scoprire, si conosce un fatto, delle persone, dei personaggi. In qualche modo quella storia tu la assimili e la fai tua. Solo che quando la studi, forse perché sei costretto a farlo, non la sposi pienamente, la assorbi e la metti da parte. Invece quando qualcuno te la racconta e quindi lo fa in maniera coinvolgente, con le parole, con le immagini, con un filmato, ecco che tutto cambia. Ecco che quel passato ti sembra meno distante, anzi ti sembra un po' parte di te. Del passato, soprattutto di quello più lontano, quello che è separato da noi da secoli, da millenni, noi abbiamo solo scarsi brandelli. Però sono brandelli di tessuti preziosi, brandelli ben confezionati, che ci permettono di immaginare a quali abiti siano appartenuti. E questo già la ricerca archeologica lo fa attraverso lo studio dei manufatti, dei reperti, dei monumenti e anche dei lacerti di quei monumenti o delle strade o delle città. Lo fa proprio come disciplina. Però è possibile adoperare le tessere di questo mosaico per costruire una composizione molto più complessa, facendo entrare in gioco un mezzo potentissimo come quello del cinema. Un mezzo potente perché? Perché è un mondo di finzione nel quale è possibile ricostruire delle realtà, perché è un mondo che ti permette di non studiare, ma di vedere e di sentire un racconto, perché è un mondo nel quale il linguaggio, la grammatica, quella filmica, è comune a tutti, quindi si esprime in un modo che tutti possono capire, mentre uno studio scientifico è pensato e sviluppato soltanto per un target ben determinato, che è quello degli specialisti. Per cui il cinema ti spalanca un mondo, ti spalanca un ventaglio di possibilità che tu puoi usare, se le sai usare appropriatamente. È chiaro che i brandelli di cui parlavamo prima sono belli, appetibili, ma sono sempre brandelli e dobbiamo costruirci intorno. Costruire intorno significa ovviamente giocare sul verosimile, significa compiere un azzardo in alcuni casi, perché noi non siamo sicuri che quello che stiamo ricostruendo, raccontando, sia esattamente quello che è stato. Ma del resto la ricerca archeologica stessa si basa su ipotesi e su teorie. Pertanto quello che si può fare quando si adopera il cinema, e soprattutto il cinema archeologico, è quello di rispettare quell'antica regola che scrittori di qualche secolo fa avevano messo in pratica nelle loro opere, cioè quella del verosimile. Chiaramente quando il regista punta la camera da presa su un soggetto, quando uno sceneggiatore sviluppa una storia, sta comunque compiendo una scelta, perché la storia che sta raccontando la sta comunque raccontando dal proprio punto di vista e l'occhio della camera non è un occhio neutro, è l'occhio del regista che guarda dentro. Per cui è chiaro che si compie una scelta, ma deve essere una scelta ponderata, una scelta ragionata, una scelta che avviene in sinergia, in team, con un gruppo di persone che hanno il know-how necessario per poter creare delle storie verosimili che siano tanto appetibili dal punto di vista comunicativo quanto corrette dal punto di vista scientifico. Archeologia e cinema sono andati a braccetto più volte,
anche prima che il cinema diventasse archeologico o che nei documentari si parlasse soltanto di archeologia. Se prendiamo Viaggi in Italia di Rossellini, ad esempio, la componente archeologica è ben presente e fa parte di un racconto che, pur non essendo legato alla spiegazione del passato, in qualche modo adopera l'antico, nello specifico gli scavi che si conducevano in quel momento a Pompei, per sottolineare una condizione emotiva sentimentale dei due personaggi. Per cui diciamo che l'archeologia costituisce un ingrediente molto molto appetibile nella confezione di un prodotto cinematografico. Documentari interamente archeologici però cominciano a diventare comuni a partire dagli anni 70 e vedono una certa impennata attorno agli anni 90 e all'inizio del 2000. Sono documentari però confezionati in una maniera che potremmo definire standard. Il documentario archeologico inizialmente veniva pensato per essere un'opera didattica, divulgativa, ma fondamentalmente necessaria ad approfondire alcuni argomenti, quindi era molto tecnico, dava molto poco spazio al sentimento, allo sviluppo di una storia, all'emotività della disciplina, come invece avveniva per altri orizzonti scientifici. Vai a vedere per esempio l'etologia, dove i documentari legati agli animali erano decisamente più coinvolgenti nello stesso periodo. Ad ogni modo, con l'inizio del nuovo millennio, l'attenzione nei confronti di questi prodotti è cambiata ed effettivamente ci si è resi conto che un documentario archeologico non deve necessariamente essere un prodotto didattico o di divulgazione, ma può diventare esso stesso un prodotto di creatività, un prodotto artistico, un prodotto con una sua specifica volontà d'arte, potremmo dire. Ed ecco che nella costruzione del documentario si comincia a tener conto di elementi che ti permettano non soltanto di comprendere un monumento, un sito, un fatto storico, come è stato o come poteva essere stato, ma di comprenderne anche il contorno, di comprendere anche in che modo quella scoperta è avvenuta, quali sono state le difficoltà di chi si è occupato della ricerca, qual era il contesto sociale o il contesto politico o il contesto storico nel quale quella ricerca è avvenuta, quali sono state quindi le implicazioni da parte dei principali attori della scoperta, oppure ancora spostare l'obiettivo dal monumento, dalle pietre per così dire, alla gente che ci sta intorno, alla gente che lo fruisce, e questa sicuramente è la carta vincente. Perché da che mondo è mondo io leggo un libro, guardo un film, ascolto una canzone soltanto se quel film, quella canzone o quel libro mi suscitano un'emozione, mi fanno sentire parte di quella storia. E quindi sì, il cinema funziona benissimo da questo punto di vista, perché se utilizziamo queste strategie anche per raccontare il passato e quindi l'archeologia, e lo facciamo in una maniera efficace, i risultati si vedranno. Fiction piuttosto che documentario tradizionale? Un amico dice in medias stat virtus, ed in effetti la migliore strategia è quella che vede il connubio di un documentario che lascia la parola ai protagonisti della ricerca e al sito stesso e che magari lo media con dei momenti di ricostruzione che servono a visualizzare quello che si sta raccontando. Ma è anche vero, e noi l'abbiamo fatto attraverso la scelta di documentari decisamente atipici all'interno delle ultime edizioni della nostra rassegna, che esistono tanti linguaggi e tanti modi diversi e creativi per raccontare il passato e per far capire quanto il passato sia oggi più che mai presente e quanto le comunità di questo momento storico nel quale stiamo vivendo, un momento denso di tensioni, di problemi, di incognite, abbia bisogno di radici. E in fondo noi cosa siamo se non alberi che con i rami, con le fronde
puntano all'alto, puntano al cielo, che rappresenta un po' il futuro. Guardiamo lontano, guardiamo a quello che sarà, però non possiamo farlo se non abbiamo qualcosa a cui radicarci, qualcosa che ci mantenga saldi. Ed appunto le nostre radici sono questo, il passato, che noi oggi stiamo cercando di riscoprire, che vogliamo veicolare non soltanto per le generazioni di oggi, ma anche per quelle di domani, perché è da lì che nasce tutto ed è da lì che tutto cresce e si evolve. Il Mediterraneo nel nostro immaginario è spesso il luogo associato agli scambi, ai contatti, agli incontri e scontri tra popoli diversi che vivono le diverse sponde di questo mare. Le sue acque e le terre che vi si affacciano raccontano di miti antichi, di equipaggi che insieme a merci e culture differenti hanno raggiunto le sue coste. È un luogo nel quale le tracce del passato si mischiano prepotentemente con quelle del presente. In conclusione del nostro viaggio vogliamo soffermare lo sguardo proprio sul presente di questo mare, per cercare di capire che cosa ancora ha da dirci, da raccontarci. Chi sono i protagonisti del Mediterraneo oggi? Chi solca le sue acque? Chi vive sulle sue coste? Quali sono i processi culturali, economici, sociali che lo interessano? L'abbiamo chiesto a Raffaele Cattedra. Chi possiamo incontrare oggi sulle rive di questo mare? Beh, sicuramente delle persone che stanno viaggiando da una riva all'altra. Ormai da 20 anni i flussi di persone che sono in mobilità dalle rive, in particolare dalla sponda sud del Mediterraneo verso il nord, sono aumentati molto. Però questo non deve farci dimenticare che alcuni decenni fa, fino agli anni 50, questi flussi erano invertiti, era dalla riva nord che si andava verso il sud, erano i proletari europei che andavano nelle colonie francesi o italiane a centinaia e pensiamo che durante il fascismo c'erano delle frecce che indicavano con molta soddisfazione per il regime gli italiani che andavano, che erano presenti negli altri paesi. Quindi dicevo, ci sono tanti migranti, non solo gli unici, un viaggio che è diventato molto difficile, un viaggio molto pericoloso, un viaggio che fa sì che il Mediterraneo quasi possa essere considerato anche un cimitero da una parte, ma non sono gli unici. Il Mediterraneo è attraversato da grandi navi per il trasporto delle merci, le navi container, ha a che fare con la situazione dei singoli porti. Il porto di Cagliari, per esempio, è in crisi completa da 4-5 anni. Comunque le navi continuano ad attraversare verso degli hub, dei terminal importanti da est a ovest, soprattutto questo mare, portando anche il petrolio. Ci sono i turisti anche, potremmo fare una metafora così: nel Mediterraneo nell'arco di un millennio siamo passati dalle crociate alle crociere, con un senso completamente diverso. Il Mediterraneo è una delle aree turistiche più importanti del pianeta attualmente. Diciamo che assorbe 1/3 del turismo mondiale. E dentro questa crescita esponenziale del turismo, in particolare in Italia, in Francia, in Spagna, che assorbono la metà di tutto questo 30% mondiale, le crociere hanno assunto un ruolo importante che sta cambiando anche degli assetti rispetto alle persone che viaggiano. Le primavere arabe hanno in qualche maniera, e gli esiti complessi e traumatici che ci sono stati, hanno in qualche maniera favorito nuove mete, come anche la nostra città di Cagliari. Ci sono i pescatori e questo rinvia alle questioni molto difficili di che cosa significa oggi essere pescatore, magari qualcuno di una nuova generazione, tutto un altro mondo che sta diventando molto industriale, quindi stiamo perdendo la piccola pesca in qualche maniera. Ci sono anche i contadini che abitano sulle rive del Mediterraneo. Dimentichiamo spesso che nel Mediterraneo noi abbiamo la montagna,
che come dire, che è lì e che si sovrappone quasi al mare. Abbiamo pochissime pianure e abbiamo anche il deserto che arriva sul Mediterraneo. Lo spazio mare diventa molto importante e quindi si va a caricare di tante persone, l'urbanizzazione, il processo di litoralizzazione. Ci sono pochi spazi vuoti sulle rive del Mediterraneo, molto frammentati, grandi città, anche dei parchi naturali, però c'è anche tutto questo intorno al Mediterraneo. Il Mediterraneo di oggi è fatto anche di luoghi difficili da definire, che sono i campi e i luoghi di accoglienza dei migranti. Ce ne danno testimonianza le storie più drammatiche, come l'ultimo incendio nell'isola di Lesbos, per esempio. E la cosa molto, come dire, tragica è anche che questi luoghi spesso hanno degli acronimi per definirli. Sono i CIE, sono i CPR, sono gli hotspot, sono luoghi dove diciamo, si perde il senso del luogo in qualche maniera, e anche quello dello spazio, si entra lì dentro e non si sa quando se ne potrà uscire. E questi luoghi sono un'emergenza nata negli ultimi anni nel Mediterraneo, che conoscevamo magari sotto altri aspetti o altre forme. Direi anche, considerando insomma, questo tema, come possiamo definire il Mediterraneo, è molto, insomma, abbiamo tante interpretazioni. Sicuramente c'è l'idea di una visione unitaria, cioè come se il Mediterraneo fosse un'unica civiltà. È un po' l'idea che ci ha proposto Braudel. Braudel un po' è una sorta di spartiacque negli anni 50 rispetto alla maniera di considerare il Mediterraneo. Questo punto di vista si è incrociato anche con un'idea anche un po' romantica, quella della mediterraneità. Siamo tutti mediterranei, quella degli scrittori come Camus, dei poeti come Paul Valéry, ed è anche un'utopia. C'è qualcuno che ha parlato anche di una razza mediterranea, in senso di un qualcosa che accomuna tutte queste genti. C'è una visione che mi piace di più, che possiamo riferirla per esempio al grande filosofo che ha quasi 100 anni, Edgar Morin, che è nato anche lui sulle rive di questo mare, a Salonicco, e che ci dice che per guardare il Mediterraneo bisogna essere un po' strabici, cioè non si può avere un pensiero e un occhio lineare. È un mare dove sono nati i monoteismi, o il monoteismo se vogliamo, ma è il mare della guerra e della violenza, e al contempo dell'incontro e dello scambio, e bisogna contemplare insieme questi due elementi. Questa visione ci fa pensare proprio agli scambi e quindi all'incontro di culture che hanno caratterizzato, insomma, se vogliamo, da sempre questo mare. Però è utile anche pensare che il concetto di un mare condiviso, che appartiene e che ha un valore positivo e nel quale si ritrovano tutti quelli che abitano questo mare, è relativamente recente, come anche il nome proprio di Mediterraneo è relativamente recente, proprio nell'Ottocento che si afferma e che diventa da aggettivo in generale Mediterraneo, che significa in realtà continentale, quello che sta fra le terre, e pian piano si afferma come il nome di questo mare prende una M maiuscola. Poi abbiamo il Mediterraneo dello shock delle civiltà, quello che ci racconta Huntington, uno scontro fra l'Occidente, il cristianesimo e l'Islam. Abbiamo anche visioni che ci parlano, come quella di Keyser, un geografo che si è occupato molto di Mediterraneo, di una geografia della frattura fra come dire, crescita demografica. Ci sono paesi dove i giovani sono tantissimi, e paesi dove chi ha più di 65 anni, come in Italia, è la parte quasi preponderante della popolazione. Cioè nel Mediterraneo possiamo avere delle piramidi dell'età con delle forme molto varie che si invertono anche. Questo è un altro elemento, così come criteri che ci parlano di sviluppo umano diverso, che ci parlano di forme di urbanizzazione diverse, di diritti negati da una parte, di accesso ai servizi molto differenziata.
di scuole che non ci sono, di posti che avrebbero bisogno di servizi per le nuove generazioni che non ce li hanno e così via. Ad ogni modo è un mare che è diventato una frontiera, volenti o nolenti, è come se l'Europa avesse spinto dentro al Mediterraneo e forse ancora più a sud, sulla sponda sud e in parte sulla sponda est del Mediterraneo, le proprie frontiere. Ed è un luogo anche di tensioni fra delle coordinate geografiche che però possono significare anche delle coordinate ideologiche, delle coordinate di tipo economico, che hanno a che fare con gli immaginari. Il nord, con tutto ciò che significa nell'immaginario collettivo legato al clima, ma anche alla ricchezza, e così anche l'Occidente, legato al pensiero dell'individuo e alle libertà, all'idea presunta della democrazia, e al cristianesimo anche. Da un'altra parte abbiamo il sud con l'idea del sottosviluppo ma anche del clima caldo con i suoi benefici ma anche le sue tragedie legate al processo di desertificazione. E poi l'Oriente con l'immaginario mistico da una parte, o l'immaginario spirituale, o anche l'immaginario dei costumi molto più liberi. Ecco, in qualche modo il Mediterraneo è anche tutto questo. E quindi il mare oggi al contempo anche desiderio, desiderio, questa parola molto bella che significa in qualche modo seguire le stelle, mi fa pensare a chi segue le stelle col desiderio di attraversare la riva, di attraversare il mare e arrivare sull'altra sponda. È desiderio negato e speranza. E allo stesso tempo viaggio che può significare anche la tragedia, che può significare anche la morte, il naufragio, e quindi anche qui possiamo parlare di diritti naufragati delle persone che non possono spostarsi liberamente da una sponda all'altra di questo mare, ma le geometrie sono molto asimmetriche fra chi ha il diritto di spostarsi da un posto all'altro e chi questo diritto non ce l'ha. Siamo giunti infine alla conclusione del nostro viaggio. Seguendo le tracce di Odisseo abbiamo navigato insieme agli eroi antichi tra mostri fantastici, abbiamo conosciuto popoli e culture differenti nel tentativo di cogliere le complessità, la ricchezza e le contraddizioni di questo mare nel quale passato e presente ancora si mescolano. Siamo giunti ormai, ma sarà solo per un attimo, per un istante, prima di riprendere il viaggio, prima che il vento gonfi nuovamente le nostre vele e ci permetta di impostare una nuova rotta. Il nostro viaggio non ha fine. Oh donna, ancora alla fine di tutte le prove non siamo giunti. Ancora mi resta smisurata fatica, lunga, aspra, che devo tutta compire. Così a me lo spirito di Tiresia predisse. Perché per molte città di mortali ordinava ch'io vada, in mano tenendo il maneggevole remo, finché verrò a genti che non conoscono il mare, non mangiano cibi conditi con sale, non sanno le navi dalle guance di Minio, né i maneggevoli remi che son ali alle navi. Morte dal mare mi verrà, molto dolce, che deve uccidermi vinto da serena vecchiezza, e intorno a me popoli beati saranno. Questo mi disse, che tutto ha da compiersi.
e a